di Andrea, vediamo se funziona bene. Siamo partiti con la diretta, perfetto, noi andiamo anche con la base musicale. Ora con noi, con la base musicale, parlo veramente come si parlava negli anni 70. Andrea Bimbatti, che è vice sindaco di Rovigo, assessore allo sport e mio amico, quindi alla fine assessore alla mia amicizia, che mi sembra che sia importante. Andrea Bimbatti, ieri, Andrea, abbiamo parlato anche questa mattina, ma ieri in particolar modo della Belmus Papam per quanto riguarda il polo natatorio. Si combatte da un anno e se ne parla da molti di più, e che apre i battenti il 21 dicembre. Però ti dico, Andrea, che qualcuno dice ci credo quando la piscina aprirà. Che diciamo? Prima di 3 giorni fa si poteva dire che non ci credevano. Oggi la data è certa. Chi ha vinto ha sostanzialmente ricevuto in consegna la piscina. Grazie all'SM noi abbiamo provveduto alla pulizia di tutti gli ingressi, anche del viale di accesso, perché il sito era ovviamente abbandonato e fermo da praticamente un anno, e ovviamente da quando il bando è stato assegnato definitivamente, da subito abbiamo iniziato a ragionare con la Pool 4, che sono gli assegnatari dell'impianto. E era un'azienda una società di Ferrara. Sì, di Ferrara. Sapevamo che si poteva arrivare entro la fine d'anno. Poi nel momento in cui hanno ricevuto la piscina ci hanno garantito che sabato 21 dicembre si tornerà in vasca. Si tornerà in vasca sulla piscina Baldetti, ovviamente la piscina Tosi, dove ci sono i corsi, inizieranno con l'inizio dell'anno, quindi dopo 15 giorni. Però la certezza dell'apertura della piscina c'è. Tra l'altro, con una settimana di anticipo aprirà la palestra, che apre lunedì 16 dicembre. Anche questo l'abbiamo letto. E invece la parte estiva d'estate, poi partiranno i lavori anche per la parte estiva. Allora, la parte ludica è già finita, nel senso che basta sistemare il prato, ma la piscina con gli scivoli è già stata ristrutturata e sistemata. C'è da sistemare la vasca olimpionica, per capirci quella più grande, sul quale sarà necessario fare un intervento piuttosto oneroso, e cercheremo di farlo in primavera, perché comunque l'obiettivo, ci eravamo dati l'obiettivo apertura prima di fine anno, abbiamo l'obiettivo di dare tutta la piscina operativa prima dell'estate, in modo che la stagione prossima la piscina sia operativa al 100%. Allora, c'erano problemi economici, l'abbiamo capito in tutto questo, ma quanto la burocrazia ha inciso sui tempi, per esempio? La burocrazia ha inciso molto, poi secondo me c'era stata anche una sorta di accelerazione voluta dal commissario, dalla presente amministrazione, dagli uffici, insomma un tentativo di accelerare un'operazione che in realtà si è dimostrata molto più lunga, molto più complessa. Chiaramente si assegna un impianto, ci aspettavamo francamente che fosse più corta comunque la durata della tempistica, perché comunque parliamo di una gara per un anno con la possibilità di prorogare al secondo, quindi non parliamo di una gara decennale, quindi con costi anche importanti. Pensavamo potesse essere più breve, forse qualcun altro anche lo considerava un bando più semplice, in realtà si è complicato molto e quindi adesso siamo soddisfatti che sia terminato. Un passo è fatto. Invece, quindi 21 dicembre, taglio del nastro di questa nuova proprietà. Faremo la riapertura ufficiale. Sì. Esatto, il 21 dicembre. Il giorno dopo arriva la RAI a Rovigo, alla Stadio Battaglini, per la partita clou tra il Rugby Rovigo Delta e il Viadana. Il problema è che c'è come si chiama? La Lanzone, la tribuna Lanzoni, che è una tribuna importante dello stadio, che è chiusa per dei lavori, insomma, di ristrutturazione. E non farebbe un gran figurone la città, vero? Questa tribuna chiusa. Che si fa? Allora, tu hai detto che ho letto un articolo che stai spingendo affinché. Allora, sicuramente la riapertura totale non ci sarà, perché per il 21 dicembre è ce la impossibile. facciamo, dice. Stiamo lavorando sulla parte centrale, perché poi serve anche per la televisione, quindi la tribuna, chiamiamola autorità VIP, abbonati centrali, quella sarà disponibile e verrà messa a disposizione della partita. Le altre due ali, che sono ovviamente la destra e la sinistra, essendo anche più lunghe e più impegnative come lavori, non riusciremo a riaprirle per il 22 di dicembre. Però, se non altro, insomma, diciamo che è chiaro che chi è abituato a stare in tribuna Lanzoni vuole il suo posto, il suo abbonamento, e dà perfettamente ragione. Diciamo che di là comunque la partita la si può vedere, c'è da fare un sacrificio sicuramente per una, forse due partite, e poi si potrà ritornare tranquillamente in tribuna Lanzoni, in attesa della primavera estate, dove ci saranno invece i lavori che riguarderanno tutto l'impianto. A Lanzoni dei lavori devono essere fatti, cioè indipendentemente da tutto. Sì, la se non Lanzoni oggi, aveva domani, bisogno, se non fosse stato che scadeva praticamente l'agibilità e c'è stato questo controllo fatto sui cementi, se non lo facevi adesso lo facevi fra 6 mesi. Chiaro che fatti gli esami di staticità, i tecnici ci hanno
anzi ci hanno imposto di chiudere, quindi non abbiamo la sicurezza prima di tutto, quindi è chiaro che è un sacrificio per gli appassionati che sono seduti nel loro posto, però è un sacrificio che poi porterà lo stadio ad essere veramente completo, a norma, e ad avere l'agibilità che ancora oggi purtroppo non ha. Nella tua agenda cosa c'è oltre alla piscina, la tribuna Lanzoni e la palestra di cui si parlava? Cosa c'è nella tua agenda prossimamente? Allora, sicuramente abbiamo ad obiettivo di assegnare gli impianti sportivi che in questo momento da molti anni non vengono assegnati, soprattutto in questo caso parliamo di campi sportivi, ma per esempio campi sportivi che non sempre diventano campi di calcio. Faccio l'esempio di Sarzano è diventato un campo per gli arcieri e là ci vanno solo gli arcieri, quindi andare ad assegnare sicuramente nei primi mesi dell'anno gli impianti sportivi e le società. E poi abbiamo in progetto, stiamo ragionando ovviamente all'interno della giunta e poi quando saremo pronti lo ufficializzeremo, stiamo ragionando anche a qualche impianto sportivo nuovo, perché la città ha un'impiantistica sportiva importante per alcune realtà, rugby, calcio, campo coni, pattinaggio, baseball, che sono eccellenze, ci sono dei lavori da fare ma sono comunque eccellenze. La città ha bisogno anche di qualche impianto nuovo, che sia un palazzetto, che sia una palestra o che sia comunque qualche campo, sia per il rugby sia per gli altri sport, c'è bisogno di investire qualche risorsa e abbiamo qualche idea e quindi credo che con l'inizio dell'anno ne parleremo. Adesso io sono tanto tuo amico e so che mi vuoi bene, ma adesso ti colpisco, ti do un colpo basso. Senti, il Rovigo Calcio ha sempre avuto una squadra in Serie D, anche in Serie C, quindi ha sempre fatto, cosa facciamo? Il calcio a Rovigo c'è sempre stata una difficoltà da qualche anno a sta parte, ragazzi. Inspiegabile, sì, è un momento difficile anche quest'anno, si pensava che con l'entrata di un nuovo socio, perché questa sembrava un po' la situazione all'inizio dell'anno, poi i grandi proclami di una grande squadra, di grandi investimenti, in realtà le cose non stanno andando come la società si aspettava, io li ho anche incontrati, ci sono anche tifosi molto arrabbiati, hanno chiesto anche un incontro ufficiale all'assessore, quindi al sottoscritto, perché sono molto delusi per la situazione e quindi perché vi faccio un piccolo esempio, io spesso e volentieri vado a Chioggia, c'è lo stadio dell'Unione Clodiense che gioca in Serie C, quindi col Vicenza, col Padova, ha uno stadio bello, però ho sempre detto la tribuna di Rovigo voi ve la dimenticate, non sapete nemmeno cosa vuol dire. Sarebbe una tribuna della Serie C. Abbiamo un impianto importante, purtroppo è sempre mancata la società, dopo l'esperienza della Serie C non si è più riusciti a dare un equilibrio vero alla società e questo è un peccato, perché se pensi che Chioggia la Serie C, Legnago la Serie C, Adria la Serie D, francamente come capoluogo è abbastanza frustrante, devo dire. Andiamoci dentro. Andrea Bimbatti, vice sindaco a Rovigo, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere. Grazie, Andrea, vuoi fare gli auguri di buon Natale? Auguri a tutti i radioascoltatori, a tutti i nostri cittadini, venite a visitare la nostra città che è addobbata, bella, ci sono tanti negozi, venite a passeggiare, perché insomma noi amiamo la nostra città e vogliamo che sia viva. Ne vale la pena. Tutti. Ciao Andrea, auguri, buon Natale. Grazie. La musica da tutto il mondo. Le notizie attorno a